non ci hanno dato una data, non ci hanno dato i ristori perché ci hanno fatto l'elemosina. Non sappiamo più come dire che stiamo perdendo un intero comparto, per cui noi vogliamo tornare a lavorare sostanzialmente. Discoteche e locali da ballo sono rimasti al palo. Il decreto del governo in cui sono elencate una dopo l'altra le riaperture di attività e servizi ancora fermi lascia nuovamente in sospeso l'intero settore. I suoi rappresentanti, Silbe e Fipe, parlano di categoria bistrattata. Dopo aver deciso le aperture di tutte le attività, si è dimenticata ancora di noi, tenendo conto che noi siamo stati i primi il 23 febbraio a chiudere le nostre attività. A parte una parentesi di 3 settimane che ci hanno fatto poi passare come untori d'Italia, per cui niente, abbiamo deciso che come già avvenuto a Liverpool, ad Amsterdam e a Barcellona, anche in Italia si sperimenterà il ritorno in discoteca, ma in sicurezza. Per farlo si sono mossi in autonomia con un protocollo sottoscritto da 4 virologi che contano di sottoporre al CTS entro la fine della settimana. Quello che prevede 2 aperture sperimentali il 5 giugno a Gallipoli in un locale all'aperto e a Milano al chiuso, accesso con Green Pass, dentro mascherina facoltativa. Noi vogliamo dimostrare che con questa sperimentazione sarà possibile tornare e creare una bolla Covid free. Sulla base di quelli noi, tenendo conto dell'evolversi delle situazioni positive, di tutta una serie di fattori, per il 1° luglio possibilmente di tornare a lavorare, ad aprire le nostre strutture.